Ben ritrovati come sempre in diretta al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della finanza. Anche quest'oggi tante informazioni importanti, necessarie. Parliamo di investimenti in sicurezza e quindi come sempre l'importanza della figura del professionista che ci viene in aiuto in questo. Ho il piacere di ospitare nuovamente Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato nei nostri studi. Buongiorno. Da dove iniziamo quest'oggi? Qual è il messaggio che vuole trasmettere? Iniziamo sempre con delle informazioni importanti. Oggi da dove partiamo? Allora, diciamo sono diversi i temi di cui voglio parlare oggi. Sicuramente inizio dal invitare le famiglie a vincere la resistenza mentale e l'abitudine al rivolgersi costantemente a un istituto bancario quando non sono soddisfatti dei risultati ottenuti. Mi capita molto spesso di avere a che fare con famiglie che magari mi danno un pezzo del loro patrimonio, grande o piccolo che sia, e magari ottengono, insomma, questo con una certa regolarità, risultati migliori con me, però continuano a mantenere un pezzettino di patrimonio con altre banche. Ora, capisco la logica del voler mettere in competizione gli istituti, però questo è perché di recente, fatalità, poco prima di entrare in trasmissione, ho incontrato un cliente che ha un po' di patrimonio con me, che sta andando particolarmente bene, insomma, sta guadagnando oltre il 20%, e ha un'altra parte di patrimonio più consistente con un'altra banca classica, che non lo segue, non lo chiama, dove è in perdita di circa l'8%, e dico, ok, ma come mai questa persona mantiene patrimonio presso una banca dove non trova soddisfazione e non lo sposta dall'altra parte o non lo dà in affidamento ad un professionista? Parliamo anche di cifre importanti, va bene, ma al di là di questo, delle cifre, è l'atteggiamento mentale quello che mi incuriosiva di più. Il concetto è che c'è un'abitudine a rivolgersi all'istituto e l'abitudine a fare sempre le stesse cose, quindi questa resistenza al cambiamento di cui le banche sono perfettamente consce e che cavalcano a sfavore dei clienti. Di fatto, nonostante ci siano evidenti riprove che il cliente possa trasferire patrimonio, comunque l'abitudine lo porta a non farlo. Io trovo antieconomico verso le famiglie, bisogna avere, non dico il coraggio di osare, perché qui non c'è nessun coraggio, ha già la prova provata che i risultati sono migliori, perché nello stesso mercato, facendo lo stesso lavoro, ho generato risultati migliori. Dico, mi faceva sorridere questo aspetto. Poi, una volta valutato con questo ragionamento, quindi il perché continuasse questa linea, il cliente ha valutato che sposterà delle masse a mio favore. Ma il punto che mi viene in mente è: perché le persone non mi chiamano, o meglio, sì, chiamano, ma non tante quante io vorrei? Perché secondo me ancora ricevo troppe poche telefonate, troppe poche mail, e comunque ne arrivano parecchie. Ma questo perché sicuramente ci sono molte persone che magari chiamano o vorrebbero chiamare o vorrebbero alzare il telefono, ma non lo fanno per il semplice motivo che ma ho l'abitudine, e cosa dico all'istituto bancario e come faccio? Cioè, sono soldi vostri, sono i miei risparmi, faccio quello che voglio dei miei risparmi. Se non sono soddisfatto devo trovare una migliore locazione, almeno fare un confronto, questo è assolutamente sano, almeno per tornare a battere i pugni nella stessa banca e dire: guarda che la concorrenza mi propone questo, perché non me lo proponi? Quindi abbiamo la mail e il numero di telefono in sovraimpressione. Io spero che le famiglie abbiano cura di mandarmi una mail con l'estratto del portafoglio dicendomi cosa faresti. Occorrerà, magari non è sufficiente, dovremo sentirci per capire meglio qualche informazione in più, ok, ma o alzare il telefono per fissare un appuntamento. È questo il motivo per cui vengo in video a spiegare cosa faccio, come lo faccio e cosa è opportuno fare. Per chi avesse dei dubbi, nelle ultime penso 15 puntate abbiamo parlato di determinati mercati, BTP, Cina e via discorrendo, in particolare di questi due mercati. Chi mi ha ascoltato negli ultimi 12 mesi ha fatto performance male che vada del 10%, e questo non è il futuro, questo è quello che è appena successo, quindi quello che è stato consegnato, anche molto superiore al 10%. Sarà così sempre? Conosco il futuro? Sono un indovino? Non è questo il concetto, ma c'è una strategia a mercato. La strategia va impostata, va rispettata, deve essere coerente e congrua sui portafogli dei clienti, quindi è un lavoro che bisogna fare affiancati da un professionista. Ma il concetto è che quando uno sa cosa fare e come farlo, bene o male il risultato ci arriva mese più, mese meno. Se vogliamo dirla tutta, sono anche un po' in ritardo rispetto alle mie aspettative. Mi aspettavo che questi risultati arrivassero un po' prima,
prima, in realtà sono arrivati un po' dopo, ma comunque sono arrivati. E questo è il concetto, proprio per spiegare che non è un mercato perfetto e io non sono frate Indovino, ma con una strategia e un po' di conoscenza del settore, voglio dire, oggi ci sono opportunità importanti al mercato. Chi non fa nulla e chi non rompe il ghiaccio, non muove un passo e vive vittima dell'indecisione o dell'abitudine, perde una marea di opportunità, addirittura spende. Questo costo dell'attesa è un costo esorbitante, non solo non guadagna, ma perde. E questo è il concetto. A sua riprova, insomma, posso dire che è più di 1 anno e mezzo che insomma, facciamo questi approfondimenti e che la sento ripetere insomma, questi concetti, ma al di là dei dubbi di abitudine delle famiglie dei risparmiatori di cui parlavamo poco fa, ci può stare che una famiglia, un risparmiatore voglia metterla alla prova consegnandole da investire una piccola somma di denaro per poi fare le proprie valutazioni, no? In base anche a quello che riesce a guadagnare. Assolutamente sì, lo trovo francamente normale. Io stesso personalmente non mi getterei tra le braccia del primo che passa, ma lo metterei alla prova. Però voglio dire, a fronte una volta dimostrati i risultati, è normale anche insomma, aumentare il volume di lavoro con un professionista o meno. Normalmente, di solito, le persone mi provano con una parte del portafogli e a tendere vedo che questa parte tende a salire. Perché? Perché di fatto i risultati arrivano non perché io sia bello, buono, bravo e simpatico. Alla fine nel mio lavoro contano i numeri, mica la simpatia, o meglio se il consulente è simpatico, però se porta i numeri è meglio. Ecco, le faccio questa domanda un po' per anche cercare di intercettare più persone possibili che ci stanno seguendo in questo momento. Quanto ha da parte più o meno una famiglia media nel nostro territorio e quanto decide di affidarle per investire appunto in sicurezza? Perché come sempre, e lo abbiamo anche titolato nella puntata di oggi, i rischi si valutano con l'aiuto del professionista. Allora, quanto a una famiglia, esistono dei dati medi, delle stime di Banca d'Italia, un immobile 200.000 euro da parte, questo è il dato medio, il reddito medio sono 30.000 euro all'anno, poco più, insomma ci sono dei dati medi, poi però normalmente la famiglia che ha da parte questi denari bisogna vedere quale età, è un dato statistico medio, vale quello che vale. Normalmente chi si rivolge ad un consulente è perché ha qualche risparmio da parte o perché vuole cominciare a costruire un risparmio, quindi sono due le categorie: chi ha già un patrimonio, 100, 200, 500 milioni, quello che è, da gestire, e chi invece magari non ne ha, spesso e volentieri i ragazzi più giovani, e vogliono cominciare a costruire un risparmio senza però buttarsi nel fuoco. Vedi tutti i fuffaguru, perché c'era un articolo su internet che parlava di quante persone si stanno affidando al marketing dei social network, di tutti i guru che propongono guadagni esorbitanti in tempi molto brevi. Francamente io credo che se questi guru da Instagram fossero così capaci a fare i miliardi in così poco tempo non starebbero su Instagram, detto tra noi. Però insomma io faccio questo mestiere da un pezzettino, ancora non ne ho mai visto uno veramente avere questi risultati, però vabbè. Onestamente fa un po' rabbrividire il fatto che molte persone si affidino al web e ai social media per investire, anche perché appunto lo sappiamo, si trova qualsiasi tipo di informazione e riuscire a capire cosa sia attendibile oppure no non è sempre alla portata di tutti, è un tema complesso questo e anche che cambia complesso. Velocemente. Non è così complesso, perché se uno guarda la struttura di chi è il cliente medio dei social, è un utente mediamente giovane. I giovani sappiamo che hanno fretta e fame e sottovalutano i rischi perché insomma hanno anche meno esperienza e quindi spesso e volentieri sono vittime di questo tipo di situazioni, perché si gettano nel fuoco e dicono sì, ok, diventerò ricco subito, e questa è un po' la promessa dei social e quella a cui credono. Non è così. Io credo che chiunque abbia un po' di buonsenso o di esperienza al mercato sappia che non è proprio così facile, e se lo fosse lo farebbero tutti. Quindi sì, vedo che c'è una certa resistenza per chi ha un patrimonio ad affidarsi a questo tipo di persone. Normalmente non è questo, però danneggiare un ragazzino giovane che magari ha i 10, 20, 30.000 euro da parte e vuole farli crescere e andare a sovrarischiare sui portafogli genera danni che poi insomma costano.
Certo, questo è sicuramente fondamentale. Come sempre parliamo di attualità e quindi le chiedo qual è la situazione attuale rispetto all'ultima puntata, all'ultima volta in cui ci siamo visti un paio di settimane fa, quali novità ci sono, posto che oggi è il 17 ottobre e qualche cosa si sta smuovendo ancora. Che cosa sta succedendo? Allora, sulla scorta di tutto quello che ho detto nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, oggi è un momento fantastico. È una giornata meravigliosa perché la BCE parlerà e spero tagli i tassi ulteriormente e spero che li tagli in modo consistente. Perché? Il concetto è l'inflazione, torno a toccare un punto importante. Per un bel pezzettino di tempo, insomma, per i mesi passati, si invocava un taglio dei tassi della BCE e BCE più volte ha risposto: quando arriveremo al target di inflazione del 2%, che è l'obiettivo BCE, o inferiore, cominceremo a valutare tagli dei tassi in modo consistente. Questo non è successo nei mesi passati perché l'inflazione è scesa da un 10% fino a un 2,5 circa, e da lì ha raggiunto una soglia resistente a ribasso perché per 1000 motivi, insomma, era difficile scendere sotto quella soglia. Dal 2,2% questo mese è scesa all'1,8% di punto in bianco, quindi sotto la soglia di valutazione di Banca Centrale Europea. Questo sembra un dato insignificante, in realtà è un dato molto importante ed è il motivo per cui i 2 piccoli tagli dei tassi fatti da BCE per dimostrare la volontà di venire incontro alle famiglie nell'avere mutui meno costosi, le aziende che abbiano costi inferiori di accesso al credito, insomma, per aiutare l'economia, doveva sempre tenere un occhio all'inflazione. Oggi l'inflazione ha raggiunto i target, gli obiettivi che tutti quanti nella BCE si stavano aspettando, e quindi molto probabilmente inizierà un periodo di taglio di tassi. Se non sarà questo mese, credo sarà il prossimo, insomma mi aspetto una discesa consistente. Questo, per tutto un meccanismo, insomma, che ho già spiegato diverse volte ma che adesso tocco velocemente, sugli investimenti BTP a lungo termine, porta un apprezzamento in conto capitale notevole. E questo in tempi brevi. Allora, significa mi posso arricchire in tempi brevi? Calma. Per chi è seminato e comprato nei tempi giusti, oggi, siccome la semina e il raccolto non sono tempi che coincidono, ma sono tempi divisi, chi ha investito in quella fase di mercato oggi sta già beneficiando dei primi 2 piccoli tagli, ma beneficerà anche di tutti quelli successivi. Chi entra in questa fase di mercato ha perso un pezzettino, ma porterà a casa quello che arriva, quindi continuerà a guadagnare. C'è ancora potenzialità? Assolutamente sì. Io vedo i prossimi 6-12 mesi come positivi per i mercati. Per questo effetto ci sarà una ripercussione anche sui mercati emergenti, soprattutto anche se Fed, la Banca Centrale Americana, taglierà i tassi. Ci sono diversi aspetti che portano positività ai mercati. Ci sono anche dei rischi, sto parlando solo delle parti positive, non sto tralasciando i mercati quelli più rischiosi, ma in questi mercati sicuramente è un parolone, insomma, credo ci sia un'ottima probabilità di andare a meta e di portare a casa risultati positivi. Chiaro che il mercato non è perfetto e non è lineare. Quindi lei sta dicendo che per chi fino adesso non l'ha ancora contattata e non si è mosso, insomma, seguendo i suoi consigli, c'è ancora margine per poter, insomma, muoversi da questo punto di vista? Sì, in sovraimpressione vedo il numero dello studio 0438 25 11 38 mauro.schileo@studioschileo.com. Chiamate, mandate mail, verrà data una risposta a tutti quanti. Senta, questo sarebbe il terzo taglio dei tassi da parte della BCE, un primo 0,25, un secondo 0,25 nel mese di settembre. Quanto potrebbe tagliare adesso e cosa potrebbe significare, ecco, questo ulteriore taglio? Io non so bene cosa aspettarmi, auspico uno 0,50. Spero che arrivi uno 0,50, quindi mezzo punto percentuale di taglio dei tassi, che darebbe molto vigore a tutti gli investimenti di cui ho parlato poco fa. È da valutare cosa vuole fare BCE. L'obiettivo della BCE era riportare i tassi intorno al 2%, tra il 2 e il 3%, quindi diamo un dato medio, verosimilmente il 2,5%.
Oggi siamo al 4,25, quindi c'è ancora almeno 1,5 punti, 1,75 punti di tagli da effettuare. Li farà tutti quanti in un paio di mesi. Dubito, è un percorso di tagli, ma credo che nei prossimi mesi vedremo questo. Succederà tutto in un mese? No. Succederà in un anno? Non lo so. Però voglio dire, nei prossimi 6-12 mesi ritengo verosimile arrivare a questo punto, anche perché il focus si è spostato. Fino a prima il focus era dobbiamo contenere l'inflazione e quindi ragioniamo sui tassi per contenere l'inflazione. Oggi l'inflazione è contenuta, è sotto il 2%, sotto il 2% l'inflazione è stabile. Non è mai stata così bassa tra l'altro da inizio anno? No, da inizio anno no, c'è stata un'inflazione anche più bassa anni addietro, diciamo che ad oggi era da un bel pezzettino che non scendeva da anni, che non scendeva sotto questa soglia, oggi finalmente è scesa sotto il 2% e questo fa sì che adesso la BCE non abbia più il focus sul contenere l'inflazione ma sul dare sostegno all'economia e quindi sfocia sempre sulla politica dei tassi ma non a rialzo, a ribasso. E questo è importante. Sostenere l'economia col taglio dei tassi che cosa significa? Che se oggi costa il 4,25% finanziarsi, domani costerà il 2%. Ok, dico io, un esempio nel caso in cui la BCE tagliasse. Questo significa che accedere a un mutuo costerà molto meno, la rata sarà più bassa, le famiglie che hanno un mutuo a tasso variabile vedranno una rata più contenuta, avranno più risparmio da spendere, questa spesa andrà a mercato, le aziende, questo risparmio andrà speso a mercato, le aziende si finanzieranno spendendo meno denaro, quindi rimarrà maggiore liquidità per poter continuare a fare investimenti. Questo è il sostegno che dà l'economia BCE, lo vediamo riflesso subito nell'economia. È un meccanismo che richiede un po' di tempo, ma i mercati finanziari prezzano già da subito gli utili e il beneficio che ne verrà. Questo è il motivo per cui a fronte di un taglio di tassi normalmente i mercati rispondono positivamente. Già in anticipo tra l'altro. Certo, le borse si muovono sempre su anticipazione di notizia, non attendono l'evento vero e proprio, ma già il sapere che il taglio di tassi porterà un beneficio sugli utili delle aziende viene già apprezzato immediatamente in borsa e quindi si vede quasi subito praticamente l'effetto di queste manovre. Io li chiamo eventi generativi, cioè è un evento che genera altri eventi, cioè taglio dei tassi è un evento a sé, ma poi porta riduzione dei mutui, riduzione degli investimenti per le aziende, riduzione dell'aumento del risparmio, beneficio per le borse, cioè ha diversi impatti sul mercato. Questi sono eventi importanti. Quello che prevale però è un atteggiamento insomma, di precauzione e comunque molto tranquillo da questo punto di vista, cioè la BCE sta facendo dei passi uno dietro l'altro ma in maniera molto cauta. Oggi deve evitare la recessione, o meglio, già siamo molto vicini a un momento recessivo perché io vedo, anche parlando con i miei clienti imprenditori, che insomma ne ho più di qualcuno, ho la fortuna di fare un lavoro molto laterale perché ho aziende di diversi settori, professionisti di diverso tipo, cioè vedo dall'operaio all'imprenditore, al notaio, all'ingegnere, all'avvocato, c'è un rallentamento generale nel meccanismo economico, si vedono gli effetti dell'aumento dei tassi, il taglio dei tassi deve riportare un po' più di effervescenza nell'economia, anche il settore immobiliare si è rallentato molto, perché di fatto l'accesso al credito è costoso e quindi di fatto le famiglie sono disincentivate ed è esattamente quello che voleva BCE, calmare il mercato per portare l'inflazione a livelli più normali. Ce l'ha fatta, adesso però l'obiettivo è non cadere nel baratro e non raffreddare troppo il meccanismo economico, quindi attenzione, il freno e l'acceleratore lo devono usare con buon senso. Proprio questo le volevo chiedere perché appunto siamo leggermente sotto quella soglia del 2% di inflazione che la Banca Centrale Europea si impegna a monitorare e abbiamo insomma capito che sotto quel 2% c'è sicuramente un rallentamento, quindi da un certo punto di vista benefici, dall'altro con cautela bisogna rischi, valutare. Certo, la recessione non fa bene a nessuno perché la contrazione degli utili poi porta aziende a dover tagliare il lavoro, quindi disoccupazione, quindi insomma tutta una serie di costi anche per il governo. I governi stessi non la vogliono la recessione perché costa parecchio a tutti quanti, quindi di fatto BCE ha ottenuto un obiettivo, adesso deve fare attenzione a altro. Infatti per questo dico, il focus è passato dal conteniamo l'inflazione a adesso l'obiettivo è sosteniamo l'economia, molto diverso.
Ok, all'epoca Draghi disse il whatever it takes, cioè sosterremo l'economia indipendentemente da quanto costi, whatever it takes, cioè quel che ci vuole. Quello ha dato molto vigore ai mercati e è partita una ripresa importante. Oggi Lagarde è più o meno nella stessa situazione, capiremo che cosa vorrà fare, lo dirà in questi giorni, insomma. Certo. Ogni periodo poi è a sé stante, le valutazioni sono da fare nell'attualità, no? Però indipendentemente da quello che succederà oggi specificatamente, comunque, cioè, voglio dire, la linea, la rotta è già tracciata, si sta andando in quella direzione, quindi è evidente che creare i portafogli, parcheggiare la liquidità già nei settori, quelli che verranno impattati da questo tipo di situazioni, è evidente che è un buon momento, questo dico. Perciò è evidente l'opportunità e i rischi secondo me sono contenuti. Siccome bisogna sempre bilanciare rischio e rendimento, oggi io vedo buoni rendimenti potenziali a fronte di rischi contenuti, quindi mi sembra un momento ottimo per entrare al mercato, capito il punto? Certo. Poi c'è il concetto di, al contrario, quando è il momento migliore, quando vedo il mercato molto alto, che ha fatto una corsa importante e potenzialità di crescita molto ridotta, quello è un buon momento per monetizzare, cambiare settore e liquidare, anche perché stiamo zoomando in questo momento su due aspetti di mercato, BTP e mercato cinese. Devo dire, non c'è solo il BTP e il mercato cinese, faccio un esempio, anche il mercato del oil, come si dice in italiano, petrolio, ha fatto belle crescite, però con una volatilità, quindi un rischio diverso. Non l'ho mai veramente suggerito perché secondo me è particolarmente rischioso, ma è stata un'ottima alternativa. L'azionario italiano ha fatto un'ottima crescita. Ci sono diversi settori che sono cresciuti. Mi sono concentrato nel parlare in queste puntate su due aspetti che secondo me avevano una rischiosità più bassa e una potenzialità più alta. Ho scelto un paio di settori, però oggi un altro settore che secondo me è molto sottoquotato e ha una potenzialità di crescita elevata è il settore della salute, l'healthcare, come lo chiamano quelli bravi. Quindi poi lo approfondiamo. Ce ne sono di opportunità certo. a mercato e ce n'è sempre. Quando se ne esaurisce una, qualche altro mercato è pronto a partire. Il mestiere del consulente è quello di fare le analisi, stare informato e riportare ai clienti, sulla base sempre delle loro propensioni al rischio e interessi, quelli che sono le potenzialità e i nuovi affari da poter sottoscrivere. Io vorrei approfondire adesso per capire un po' meglio, perché ne abbiamo parlato spesso, però raccontando quelle che sono le sue performance, però in queste settimane, in questi ultimi giorni l'azionario cinese sta davvero vivendo un grande boom, cioè in queste settimane ha un notevole segno positivo. Che cosa è successo? Che cosa è capitato? Perché è arrivato a performare così bene? Tra l'altro lei l'aveva previsto, dobbiamo dirlo. Ma allora, era evidente che l'economia cinese non fosse così compressa come le borse mostravano. Era evidente, sappiamo tutti che il governo cinese non è estremamente trasparente nella comunicazione dei dati, quindi comunica un po' quello che vuole e questo incide molto negli aspetti finanziari. La Cina fa piani quinquennali, quindi dichiara dove vorrà essere più o meno a distanza di 5 anni e quindi in queste politiche macroeconomiche era particolarmente indietro nel raggiungimento degli obiettivi. Il governo cinese ha fatto delle dichiarazioni dicendo saremo particolarmente puntuali nel raggiungimento degli obiettivi macroeconomici alla scadenza del quinquennio. Questo ha fatto svettare le borse e da un giorno all'altro hanno fatto un 40% in 20 giorni, cioè salite in verticale, una crescita verticale. Ora, questo dato perché? Perché su anticipazione di notizia, siccome il governo ha dato queste informazioni, i mercati hanno già, sapendo la credibilità che ha il governo cinese, che quando decide una manovra poi la esegue e la porta a compimento normalmente, i mercati hanno già apprezzato come riuscita questa manovra o in divenire e quindi hanno cominciato a crescere a tamburo battente. Dopo un segno meno molto forte durato per anni e rimasto piatto sul fondo,
magicamente la Cina torna a salire. È evidente che è un mercato che non può essere più piccolo rispetto a 10 anni fa e che non sarà un mercato, e che sarà un mercato più grande tra 10 anni, quindi la Cina crescerà. Oggi, ai valori di oggi molto bassi, è ancora conveniente, anche perché quel 40% è poco rispetto alla potenzialità di crescita che ha. Quindi ancora, nonostante sia cresciuto il 40%, secondo me è ancora un ottimo mercato pronto per l'ingresso. Questo le volevo chiedere, secondo lei ha raggiunto la vetta o potrebbe insomma salire ancora o arrestarsi la sua corsa in verticale? No, io credo ci sia ancora molto spazio, che poi tra l'altro è tipico del mercato cinese passare da un anno di stasi completa a fare il 50% in un trimestre. Già viste più volte nel tempo queste situazioni, voglio dire, chiaro che questo è un mercato che ha dei rischi, chiaro che questo è un mercato che non è da cassettista o da persona che cerca l'investimento tranquillo. Bisogna mettere tutto su questo tipo di investimenti? Non penso proprio, però se uno vuole, fatto 100 il suo patrimonio, avere una fettina di questo patrimonio dove prendere qualche rischio puntando ai rendimenti, questo secondo me è un buon settore e secondo me in un'ottica di diversificazione ci sta in un portafoglio. Io lo suggerisco, tant'è che ne ho parlato parecchio. Certo, ancora in crescita, ma cosa potrebbe farlo arrestare? Abbiamo notato fino adesso dei periodi di grande volatilità, quindi potrebbe, mi sembra di capire, essere ancora così in futuro. Ci sono diversi fattori, qua è un discorso molto ampio e forse vorrei fare un approfondimento specifico solo su questo aspetto, quindi oggi non è che evito la risposta, ma ne avrei troppo da dire, non saprei da quale parte iniziare. Facciamo così, cosa dovrebbe considerare chi, con l'aiuto naturalmente sempre del consulente, sta pensando di potersi assumere qualche rischio e quindi di investire anche in questo mercato cinese? Beh, dipende anche molto dalla strategia con la quale uno vuole entrare a mercato, perché per esempio fare un versamento unico, quindi entrare oggi, oppure spaccare l'ingresso di liquidità, sono già due strategie diverse, che hanno una rischiosità diversa e che hanno potenzialmente risultati diversi. Bisogna anche valutare questo, deve essere sempre sottoposto prima a un'analisi del portafoglio e delle volontà della famiglia, della persona, insomma, quindi faccio fatica a rispondere in maniera precisa senza aver analizzato un portafogli, però secondo me oggi, voglio dire, certamente è un pistone che io vorrei all'interno del mio motore. Quanta percentuale, questo dipende dalla tolleranza al rischio, non lo so dire senza aver analizzato un portafogli. Sempre ritorna però il concetto della diversificazione del portafoglio e quindi di puntare su diversi investimenti e diversi strumenti. Sì, io sono dell'idea che chi non sa cosa fare diversifica moltissimo. Questa è una regola sacra del mercato. Ora, va bene diversificare? Sì, va bene diversificare all'infinito? Non sono d'accordo. Bisogna diversificare in settori che hanno una potenzialità di crescita. Questo è un po' il concetto. Secondo me la Cina è un ottimo attivo di diversificazione, i titoli di Stato, il mercato energetico, insomma ci sono diversi aspetti, il settore della salute, la robotica, la cyber security, sono tutti settori che hanno una potenzialità. In generale l'azionario europeo in questo momento secondo me può avere potenzialità di crescita visto le manovre di BCE. Ci sono diversi aspetti, ci sono anche delle minacce perché oggi i venti di guerra portano incertezza sui mercati, bisogna valutare con molta attenzione e quindi diversificare, sono d'accordo, non diversificherei all'ennesima potenza. Quando vedo portafogli con all'interno 20-30 diversificazioni, credo che il consulente non sapesse cosa fare, sinceramente. Quindi il giusto mezzo. Sì, è sempre il ragionevole buonsenso, che è uno degli aspetti principali sui quali continuo a ripetermi e ripetermi. Ragionevole buonsenso. Che poi piace, a lungo termine paga. Piace molto comunque alle persone, nel senso che si sentono rassicurate anche nelle mosse che fanno con i propri risparmi. Sì, sì, assolutamente sì. Io cerco di mettermi dall'altra parte e dire ma io cosa vorrei dal mio consulente? Che mi dia consigli ragionevoli, interessati alla mia situazione. Se fossero i suoi soldi, che farebbe? Io cerco di farmi spesso questa domanda. Se fossero i miei soldi, con queste richieste, con queste necessità, cosa farei? È così che si costruisce un portafoglio, insomma, questo è il concetto. E poi rimanere allineati alla strategia, e anche questo è un altro aspetto che paga, farsi infiammare l'animo dal ho visto dei segni più, quindi dentro al mercato, dentro tutto, non è una bella idea, oppure vedo dei segni meno, allora tolgo tutto perché prendo paura, non è una bella idea in nessuno dei due casi, calma e sangue freddo, questo è il concetto.
Certo è che insomma le performance così importanti del mercato azionario cinese, lei ce ne aveva parlato spesso. Invogliano ad entrare a piedi pari. Invogliano ad entrare, certo lei ce ne aveva parlato, come ci aveva parlato anche dei BTP, ma insomma subito dopo la pubblicità torneremo a parlarne per capire se sono ancora un investimento strategico, che cosa è cambiato nel frattempo e anche come potrà influire questo ulteriore taglio dei tassi da parte della BCE. Qualche minuto di pausa, poi torniamo in diretta tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta in compagnia di Mauro Schileo, il nostro consulente patrimoniale, con cui stiamo parlando di investimenti ma anche di valutazione dei rischi, tema che va sempre fatto con l'aiuto di un professionista. Abbiamo parlato del mercato azionario cinese, delle sue performance quasi storiche potremmo dire, con questo notevole segno più delle ultime settimane, ma parliamo anche di BTP perché insomma la sentiamo parlare da tempo di BTP, dei rendimenti importanti che stanno avendo, delle performance. È ancora così? Possiamo ancora prenderlo in considerazione come strumento di investimento strategico? Sì, secondo me su scadenze un po' più lunghe. Mi spiego meglio. Ho visto di recente portafogli impiegati su BTP al 2026, 2027, 2028. Scadenze troppo brevi, porto a casa la mia cedola, che comunque non è male, un 2-3% lo porterò a casa, però se avessi comprato scadenze un po' più lunghe, per effetto di taglio dei tassi, non solo avrei portato a casa la cedola, ma anche apprezzamenti in conto capitale. Ora, siccome una scadenza più lunga, lo devo tenere fino alla scadenza BTP? No, sono strumenti liquidi che si possono cedere a mercato un giorno. E questo è uno dei motivi per i quali secondo me vale la pena comprare scadenze più lunghe e portare a casa la cedola oltre all'apprezzamento in conto capitale. Genera maggiore rendimento. Certo. Questo ulteriore taglio dei tassi da parte della BCE, di cui insomma si sta discutendo proprio in queste ore, potrebbe portare un ulteriore beneficio anche da questo punto di vista, e come muoversi? Decisamente sì. Come muoversi? Chi ha comprato prima porta a casa il risultato, chi compra dopo la crescita insomma l'ha visto passare il treno, questo è un po' il concetto, quindi bisogna entrare anche prima degli eventi, questo è il punto, soprattutto in queste fasi di mercato dove insomma non fosse questa la riunione BCE dove fanno il taglio dove accettano il taglio dei tassi, probabilmente sarà la prossima, insomma credo sarà nei prossimi, in questo periodo, ecco, da qui alla fine dell'anno credo che vedremo sicuramente un taglio dei tassi ulteriore, quindi momento ottimo per entrare. Ecco, proprio sul tema dei BTP, un telespettatore da casa ci dice che la sua banca gli ha proposto un investimento in BTP con scadenza 2027. Ci dice però che è anche una persona che è disposta ad assumersi un rischio e chiede se secondo lei è un investimento che può essere redditizio oppure insomma qualche consiglio su come muoversi. Allora, chiaramente con le poche informazioni che abbiamo. Sì, così, a buon senso, insomma, con un po' di esperienza posso rispondere sì, sarà un investimento redditizio, sì, poco. Potrebbe esserlo, soprattutto perché dice sono disposto ad assumermi un po' più di rischio, sì. Ma questo un po' più di rischio, prezziamolo, vuol dire poco e niente in più. Su scadenze più lunghe porterebbe a casa, se oggi dovessero tagliare i tassi, certamente un maggiore valore rispetto al valore del titolo, perché il titolo genera un rendimento inteso come il flusso cedolare, cioè gli interessi che paga, e poi il titolo stesso ha una valorizzazione. Il taglio dei tassi farebbe salire questa valorizzazione e quindi non solo guadagnerebbe in termini di cedole incassate, quindi interessi incassati, ma anche in termini di ho comprato a 100 un titolo che magari posso rivendere a 105. Faccio degli esempi, quindi guadagnerei la cedola e anche il plus valore sul titolo. Quindi dal 2027, secondo me, questa è una proposta per fare contento il cliente e metterlo un po' a tacere, però può portare a casa di più con rischi minimamente più elevati, un bel po' di più, nel senso che il rischio rendimento assumerebbe pochissimo rischio in più per un rendimento nettamente maggiore. Non so quanto sia una buona offerta quella, avrei una controproposta interessante da fargli. Ecco. Quindi il consiglio è comunque quello di poter valutare, magari insieme a lei, ecco, quale potrebbe essere una soluzione alternativa? Ho capito bene? Assolutamente sì, c'è una mail alla quale poter inviare richieste o valutazioni di portafogli, un telefono da chiamare per fissare appuntamenti, voglio dire la disponibilità è massima nel voler incidere in positivo sul patrimonio delle famiglie in questo momento.
Quello che noto è che c'è ancora un po' di confusione quando parliamo di investimenti a breve, a medio e a lungo termine. È una difficoltà che incontra anche lei, che percepisce anche lei quando parla con i suoi clienti? Ma è più un tema teorico, perché voglio dire, il breve, medio e lungo termine in banca si identifica 3-5 anni a breve termine, a 7 anni è medio termine, dai 10 anni in su è lungo termine. Questa è un po' la definizione, 7-10 anni è medio termine. Quindi ragionando su questi tempi, qua è puramente teorico, anche perché fare piani da qui ai prossimi 5, 7, 10 anni, 20 anni, il futuro non lo conosciamo, è sempre un arco teorico, e quindi uno degli aspetti che mi piace molto è quello di inserire nei portafogli la possibilità di svincolare il patrimonio, perché vincolare le masse secondo me fa sempre parte della categoria rischi, cioè il rischio di liquidabilità degli investimenti. Cerco sempre di evitare come la peste il vincolo, proprio perché se un domani ci fosse un imprevisto e dovessi aver bisogno di accedere al capitale, uno, non ci voglio rimettere, penso che nessuno ci voglia rimettere in termini di costi di uscita, penali, piuttosto che tempi di attesa perché non posso liquidare. È un rischio che secondo me è opportuno evitare. Come si fa? Insomma, ci vuole un po' di conoscenza del mercato e sapere su quali strumenti investire e quali no. Io credo che questo sia un aspetto centrale, cioè molte persone hanno proprio questa preoccupazione. Poi se domani ho bisogno di questa cifra, la posso tranquillamente riavere, oppure certo, sono vincolato, diciamo così, da delle tempistiche? Credo che questa sia una preoccupazione per le persone, per le famiglie. Tendenzialmente sì, nella stragrande maggioranza dei casi evito le penali, evito i vincoli, proprio perché appunto, ripeto, il rischio, l'esigibilità del patrimonio, qualora mancasse, genera un rischio in quella famiglia, perché avere i soldi e non poterli spendere perché non posso avere accesso, o se dovessi avere accesso avrei delle perdite consistenti perché non ho rispettato i tempi, secondo me è un aggravio notevole di rischio, che poi non è secondo me, è un aggravio di rischio notevole nei portafogli. Cerco sempre di evitarlo per ridurre il più possibile la rischiosità, anche quella di caso avverso, perché magari va tutto bene, il portafoglio è positivo, ma una famiglia può avere un imprevisto e avere necessità dal giorno alla notte, qualora così fosse deve poter avere accesso a quelle masse. Sono temi insomma complessi, una materia difficile, come abbiamo detto, che cambia molto spesso. Lei ce la spiega sempre con grande semplicità ed efficacia, devo insomma darle atto di questo, perché permette davvero a tutti di capire e entrare nei temi. È quello che cerca di fare, immagino, anche con le persone che si rivolgono a lei. Me lo dicono spesso, sì. Mi fa sorridere questa cosa. Io non voglio rendere una materia complessa come la finanza semplice o semplicistica. Mi interessa che, cioè, alla fine è come il medico che spiega come è composto il farmaco e legge il bugiardino. Il medico deve fare un'analisi, le sa le cose e deve dire: caro cliente, prendi questa pastiglia e vedrai che il male ti passa, ma perché ha fatto un'analisi, ha valutato, conosce il farmaco, eccetera. Più o meno il concetto è lo stesso. Io non è che devo fare una lezione di finanza, non penso sia questo il tema. Penso di dover spiegare alle famiglie che c'è un professionista in grado di risolvere le esigenze, fatemi capire qual è la necessità e dopodiché spiegherò la risposta nel modo più comprensibile possibile, anche perché è un mestiere difficile, le persone fanno fatica a capire, non sono neanche così veramente interessate, però la necessità economica ce l'hanno, ci vuole rispetto, benevolenza, cioè devi volere bene a queste famiglie, poco da fare. Ecco, credo che la chiarezza poi aiuti anche a raggiungere un certo grado di serenità, no, nelle persone che investono, e spesso la serenità manca quando invece tocchiamo il tema successorio, che insomma molte volte nelle famiglie crea qualche dissapore e guasta i rapporti. Anche questo ci ha raccontato nel corso di questi approfondimenti. Le capita di insomma entrare in situazioni davvero poco piacevoli? Sì, spesso e volentieri la maggior parte dei problemi non nasce da... non sono di carattere tecnico, ma sono di carattere relazionale. Nelle successioni il grosso dei problemi viene dalla carica relazionale che c'è tra le parti, quindi non ho un problema a svolgere la successione, ma non firmano le parti perché con quell'altro parente, eccetera, ci sono delle situazioni che per mille motivi non voglio firmare, non è che non posso o non so come fare. Questioni di principio spesso.
Le questioni di principio, ho un cliente avvocato che dice che ingrassano gli avvocati e io condivido questo modo di vedere, perché tante volte con un po' di buonsenso e magari mandando giù qualche rospo si risolvono situazioni che altrimenti durano 10 anni, distruggono i patrimoni familiari, distruggono definitivamente i rapporti. Io cerco anche nel mio piccolo di aiutare le famiglie ad avere un po' di distensione nei rapporti, ecco, sì. Quindi quando mi dicono che spiego le cose in modo chiaro e semplice, mi dà sempre molta soddisfazione, mi piace, lo apprezzo sempre, ecco. Ecco, quello che credo insomma si riscontri spesso è anche che molte volte le persone hanno delle informazioni non attuali, non aggiornate, cioè non si sa chi sono gli eredi, non si sa se si è in linea con il proprio futuro, che sarebbe meglio preoccuparsene in anticipo, no? Lei ci insegna. Sì, ci sono molte dicerie, molte chiacchiere da bar, molti ho sentito dire, molti il mio amico mi ha detto che, ma questo amico non è che abbia molta cultura a riguardo. Io credo fortemente che i vivi possono firmare e i morti non possono firmare, e le decisioni bisogna prenderle quando si è in vita, capaci di intendere e volere, e quando si è ragionato sul dove voglio che vada il mio patrimonio, a chi voglio che vada, a chi non voglio che vada, in che misura ritengo opportuno distribuire le masse, il patrimonio, gli immobili, eccetera, per non lasciare torti a nessuno, come faccio a non lasciare riti tra gli eredi. Sono tutte decisioni da prendere, che devo prendere i vivi e che poi devono imprimere su carta, quindi scrivere, fare accordi, eccetera, modificare il patrimonio, lo devono fare i vivi. A volte costa pochissimo, anche niente, a volte costa qualche migliaio di euro, dipende. Questo dà molta serenità alle famiglie, questo risolve una marea di problemi. Il classico modo di pensare: ho fatto quello che ho fatto in vita, lascerò agli eredi, si arrangeranno, è l'inizio di una lite che di solito dura qualche anno. Quindi io sconsiglio fortemente di adottare questo ragionamento nell'approcciare la propria eredità e nel dire trasmetterò questo patrimonio. Faranno loro, si arrangeranno, loro sanno. Non è così. E qual è quindi il consiglio che si sente di dare? Assolutamente di prendere delle decisioni e decidere in vita dove si vuole che vada il patrimonio e dove si vuole che non vada il patrimonio, perché anche questo è un aspetto. Magari voglio privilegiare qualcuno che è stato virtuoso in vita e magari penalizzare qualcuno che in realtà ha voltato le spalle alla famiglia, o magari si è disinteressato, o per 1000 motivi ha già beneficiato e quindi non è giusto che abbia ancora. Insomma, vanno gestite queste situazioni, perché se non faccio nulla andrà tutto diviso tutti in parti uguali, e questo sicuramente premierà magari i meno virtuosi e penalizzerà i più virtuosi, e questo genera assolutamente liti tra gli eredi, perché magari io erede mi sentirò penalizzato, poi subentra l'invidia, poi subentrano tutte le cariche relazionali passate. Insomma, iniziano liti che di solito durano anni, e spesso e volentieri questo allontana le famiglie. Io da genitore e anche penso e spero persona di buon senso cercherei di lasciare rapporti distesi tra i miei eredi, tra i miei figli, tra i miei parenti. E bisogna fare grande attenzione, questo ce lo insegna sempre lei, ai gradi di parentela, no? Considerare nell'asse ereditario qualsiasi parente, qualsiasi coniuge e quant'altro. Sì, e non solo. Oggi le famiglie allargate, per esempio, se non c'è un matrimonio, la compagna e il compagno non sono coniugi, non sono eredi tra loro, quindi anche considerare questo aspetto, che non è così automatico. Se ci sono casi di separazioni, il coniuge separato, non divorziato, è ancora coniuge e quindi erede. Attenzione, va gestito con molta attenzione questa cosa, soprattutto se magari mi sono rifatto una famiglia e magari ho un'altra relazione dove non sono sposato, e quindi penso che il mio patrimonio andrà alla mia compagna, affatto andrà alla mia ex moglie, quindi questo è il concetto, ex moglie, ex marito, adesso, questo vale ambo le parti. Ci sono figli che magari possono essere di secondo matrimonio, bisogna capire come normare la cosa e quanto voglio vada e a chi voglio che vada. Come faccio a difendermi? Cioè, ci sono degli strumenti, delle polizze? Ci sono tanti strumenti, non sono solo le polizze, ci sono il testamento, c'è la nuda proprietà, c'è l'usufrutto, ci sono i patti di famiglia, le società, ci sono i trust, ci sono mille strumenti possibili. La legge ne prevede parecchi, salvo che però bisogna decidere e fare. Non è un tema semplice,
o meglio, se uno non sa cosa fare, quando si sa cosa fare è un tema tutto sommato anche abbastanza lineare. Chiaro che bisogna prendere delle decisioni. In quella fase farsi affiancare da un professionista, anche perché magari si pensa di prendere delle decisioni che possono favorire gli eredi, a volte in realtà li mettono in difficoltà, perché magari lasciare un pezzettino di un immobile che non interessa vincola gli eredi e quindi mi troverò proprietario di una seconda casa sulla quale dovrò riconoscere spese, mi metterà in difficoltà, che magari non è liquidabile, mi tiene legato ad una famiglia alla quale io non voglio più stare così vicino. Cioè, ci sono diverse decisioni da prendere, vanno valutati caso per caso, sempre approfondendoli bene. Anche perché nell'aspetto successorio, ripeto, non conta solo il denaro, ma anche la relazione, perché magari il mio 100 non voglio distribuirlo in maniera acqua tra tutti. È una decisione insomma, che si può prendere, che si può valutare. E io francamente la trovo anche giusta, perché non tutti i rapporti sono uguali. Se una famiglia ha 3 figli, di cui uno vive in famiglia, uno vive all'estero e l'altro è un disgraziato, tutto diviso tutti, è corretto. Non lo so, qual è la parte giusta? Questo lo saprà il genitore verso i figli. Uno magari ha già beneficiato per fare le sue attività, un altro li ha sperperati, un altro invece è stata una persona di buon senso. È giusto lasciare tutto diviso tutti. Credo che questa sia la prima delle fonti di ingiustizia nei confronti dei figli, e quindi va presa per tempo e va decisa. Si può risolvere? Assolutamente sì, o ridurre ai minimi termini se non si può risolvere, però bisogna farlo, e spesso e volentieri ci vuole un po' di mestiere per capire come fare in maniera corretta Chiaro, perché anche in questo decisioni caso prendere. Tante informazioni si trovano sul web, ma non sempre sono aggiornate, non sempre sono corrette, insomma è sempre bene rivolgersi. Ma magari non sono complete, possono essere anche informazioni corrette, ma ci sono anche alternative che magari sono meno costose, meno impattanti, meno vincolanti, cioè bisogna capire qual è la scelta giusta da fare. Chiaro. Ci avviamo verso la conclusione. Che consiglio vuole ancora dare, chiuderei così, a coloro che magari non si sono ancora mossi da questo punto di vista? Insomma, abbiamo parlato di tema successorio, di investimenti, di capire come investire i propri risparmi. Che consiglio si sente di dare a chi ancora è titubante, ha quei dubbi e quelle abitudini magari con il consulente precedente, con la banca a cui si è affidato? Mandare una mail non costa niente. Fare una telefonata non costa niente, fare una chiacchierata per me è un piacere e può dare qualche informazione in più, nessuno è obbligato a fare nulla. L'appuntamento è totalmente gratuito, la valutazione è totalmente gratuita. Se poi qualche cliente, qualche famiglia insomma, sarà interessata a diventare cliente, a lavorare assieme, troverà dei vantaggi e vorrà portare avanti i ragionamenti, spiegherò esattamente cosa, come, perché, eccetera, eccetera. Quindi io invito tutti a fare una valutazione e a vincere l'abitudine e a vincere la resistenza al cambiamento, ma più che cambiare, valutare di poter cambiare, poi le decisioni ognuno le prenderà in cuor suo, ma almeno sapere che c'è un'alternativa. Questo è il concetto, quindi smetterla di essere succube dell'abitudine. Questo è l'invito forte che voglio dare a ogni telespettatore. È un primo passo da cui si può partire. Certo, dalla rottura del ghiaccio, semplicissimo, e poi ognuno farà le proprie valutazioni. Ritengo che di 100 persone che mi chiamano, tutti e 100 vorranno assolutamente no. Ma neanche 0, sicuramente all'interno di queste persone c'era chi beneficerà particolarmente, chi avrà benefici minimi, chi magari scopriamo che è già trattato bene. La maggior parte delle volte però scopro che ci sono notevoli margini di miglioramento. Questo voglio dire, sono più soldi in tasca alle famiglie, più sicurezza, più serenità riguardo al proprio patrimonio, che è un tema importante. Certo, farsi una chiacchierata anche solo per avere qualche informazione in più e sciogliere magari qualche dubbio. Siamo in chiusura, grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, chiaro come sempre, grazie. Grazie a voi di averci seguito da casa, a Italo Angelo Morao in regia, vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.